Era partito come un piacevole weekend al mare, ma si è trasformato in un'amara scoperta. La casa messa a soqquadro dai ladri che se ne sono andati, fortunatamente portando via solo una collanina, un anello e 100 euro. Hanno persino staccato i quadri, credendo di trovare cassaforte a muro che invece non c'è mai stata. Tanta la paura della famiglia Busato, che rientrata in fretta da Jesolo, dopo la chiamata dei vicini, ha trovato cucina e camere da letto completamente sottosopra. A dare l'allarme il cane Cucchi, un bastardino di 5 anni che ha insospettito i vicini di via Sant'Ambrogio a Padernello di Paese. Alla sera il cane, quando ha cominciato a abbaiare, il vicino di casa si è sospettito perché era un abbaio diverso dal solito, proprio da cattivo, mi ha detto proprio così. E io allora da lì, alzato gli occhi, ha visto le pile andare giù dallo scantinato. E allora da lì ho detto, ma come mai c'è le pile? Non può essere. Dopo ha visto queste persone vestiti in nero, allora lì ha capito che c'era qualcosa che non andava, ha chiamato subito i carabinieri e posso ringraziare i nostri vicini di casa. I proprietari della villetta hanno già subito altri 3 furti, gli unici della via ad essere stati visitati dai ladri. Nell'ultimo episodio, che risale a qualche anno fa, i malintenzionati avevano forzato la serratura mentre loro stavano dormendo e poi fortunatamente erano scappati, spaventati da un rumore. Quarto furto che ci fanno a casa, tre simili questi. Il quarto eravamo dentro a casa che dormivamo, ci hanno smontato la serratura di casa. L'episodio li aveva terrorizzati e convinti a mettere le inferriate alle finestre, ma a nulla sono servite perché i malintenzionati martedì dopo cena le hanno divelte dalla finestra della lavanderia, zona buia sul retro che si affaccia sui campi, che gli ha permesso di agire non visti. Una l'hanno proprio storta, l'inferriata, proprio per tirarla via proprio dal muro, e l'altra l'hanno svitata, abbiamo trovato le viti per terra.